Non è più il tempo di scherzare, anche se è un inizio di stagione in piccolo qui al Palazzetto dello Sport di Drento. Buon pomeriggio da Daniele Laspina e Eugenio Bertone per Sporting Grosta Ospedaletti, la finale terzo-quarto posto di questo torneo, che appunto è un inizio, è una prestagione, però perché è importante, Eugenio? È un test, sarà un test molto importante per lo Sporting Grosta, perché ricordiamo la compagine piemontese durante questo campionato affronterà appunto il campionato di Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C1 lo scorso anno, e quindi quella di oggi sarà una partita importante per capire e per testare le reali condizioni fisiche della squadra piemontese, anche perché davanti, Daniele, ci sarà uno Ospedaletti che, è vero, lo scorso anno ha militato in Serie B e ha chiuso quel campionato nei bassi fondi della classifica, ma conosce molto bene questo campionato, conosce molto bene la Serie B, e quindi potrebbe rivelarci un osso duro e un test molto provante per lo Sporting Grosta. I giocatori stanno iniziando il riscaldamento, quindi io non perderei altro tempo. La pausa necessaria per raggiungere la postazione, e poi noi ci ritroviamo con il commento di Sporting Grosta Ospedaletti. Potrà sembrare una partita da poco, una finale per il terzo e quarto posto di un torneo in precampionato, però non è tutto qui. Oggi si testano le gambe, la testa e la voglia di due squadre che per diversi motivi dovranno lottare tutto l'anno, su ogni campo. E allora perché non ci dovremmo aspettare una fiera battaglia anche oggi? Dal Palazzetto dello Sport di Duento, buon pomeriggio da Daniele Laspina ed Eugenio Bertone per questa finale del terzo e quarto posto del quarto torneo AMMP. Qui a Duento si scontreranno Sporting Grosta e Ospedaletti, e noi siamo già pronti ad aprire il canale delle emozioni, perché, come detto in stand up, è un test, però ci sarà anche battaglia in campo, Eugenio. Ci sarà battaglia sicuramente, perché le due squadre ormai sono prossime ad iniziare i campionati, i rispettivi campionati, che saranno differenti, perché lo Sporting Grosta lo scorso anno era in Serie C1, ha conquistato la promozione in Serie B. Il passo invece è stato opposto dell'Ospedaletti, che dalla Serie B ora si ritrova a ripartire dalla Serie C1, ovviamente Serie C1 Ligure. Due squadre che quindi non si affronteranno durante questo campionato, ma che potranno darsi battaglia oggi per testare le rispettive condizioni. Sarà molto interessante, Daniele, capire le reali condizioni e anche le ambizioni dello Sporting Grosta. Una squadra che lo scorso anno ha conquistato una promozione in Serie B spettacolare al termine di un campionato di altissimo livello. Nell'ultima partita contro il Gem Tarantasca è riuscita a conquistare una promozione che davvero a Rosta non ci si dimenticherà. Una promozione che a Rosta non ci si dimenticherà, e poi diciamo che un assaggio di quanto sia pronta a dar battaglia lo Sporting Grosta l'ha dato nella semifinale andata in scena stamattina sempre qui al Palazzetto dello Sport di Duento, quando ha affrontato l'L84, insomma sopperendo soltanto ai rigori. Poi una sconfitta che ci sta contro una squadra comunque di livello simile, di alte prospettive, e oltretutto esprimendo un buon gioco, Eugenio. Esprimendo un buon gioco sicuramente, ma non bisogna farsi ingannare dalla categoria dell'L84. Infatti la squadra di Volpiano, nonostante quest'anno dovrà militare in Serie C1, è una corazzata di questa categoria, una squadra molto ben attrezzata, che dopo avremo l'onore e l'onere anche di raccontarvi nella finale per il primo e secondo posto. Una squadra guidata tecnicamente da Adile Ladlani, un giocatore di categoria, anzi io direi anche di Serie B, se non qualcosina di più, un grandissimo giocatore che è alla guida dell'L84. Quindi il Rosta, nonostante abbia perso in semifinale contro questa squadra, può comunque ritenersi abbastanza soddisfatta, proprio perché l'avversario era comunque di alto livello. Un po' meno di misura la sconfitta invece dell'Ospedaletti contro i Bassotti nell'altra semifinale, è andata sempre in scena stamane, un 10-1 che insomma ha un po' rimarcato anche quello che era successo in campionato nello scorso anno fra le due squadre che si sono affrontate chiaramente due volte in Serie B. Lo ricordiamo, come l'hai detto tu, l'Ospedaletti è retrocesso in Serie C1, non per questo deve essere per forza un handicap, anzi forse può proprio incominciare qui la nuova stagione dell'Ospedaletti, soprattutto a livello di testa, con tanta fame. Non è mai facile l'anno dopo una retrocessione riuscire a digerire il salto all'incontrario in una categoria inferiore.
L'Ospedaletti però ha l'obbligo di provarci, quantomeno di provarci a reagire, anche perché è una squadra che ha sempre militato in Serie B, era ormai da parecchi anni che era faceva pianta stabile in questa categoria. Ora però bisogna ripartire dal basso, bisogna rimboccarsi le maniche e con tanta umiltà riuscire a ricostruire qualcosa di buono. Chiaramente non è facile, però chi lo sa, magari proprio da queste partite di precampionato queste partite possono rivelarsi fondamentali e necessarie per chi lo sa, magari una risalita, magari non quest'anno, magari il prossimo, fra 2, non lo sappiamo, però sicuramente per provare a ricreare qualcosa di buono. Come dici tu, ci sarà bisogno di tempo, allora perché non ripartire proprio dai giovani, come insomma nel piccolo ha provato a fare l'Ospedaletti questa mattina, quando nella cappotto subito dai bassotti. Però la nota positiva è la rete realizzata da Gianluca Corradi, un classe 96, quindi un giovanissimo, aggregato alla squadra con tanti altri giovani. Potrebbe ripartire da loro la rivincita dell'Ospedaletti. Eh sì, ormai lo sappiamo, nei momenti di difficoltà le squadre devono cercare sempre di rialzarsi e di ripartire proprio dal proprio settore giovanile, proprio dal vivaio. Ne sa qualcosa anche la nostra nazionale, la nazionale italiana di calcio a 11, è proprio quello l'obbligo, cercare di ripartire dai giocatori più giovani, dal settore giovanile, e chi lo sa che questo ragazzo possa rappresentare il presente e magari anche il futuro di questa squadra. Insomma, le squadre stanno ultimando il riscaldamento, presto l'arbitro le chiamerà a sé, quindi ci prendiamo ancora l'ultimo momento per ragionare invece ancora sullo Sporting Rosta. Contro l'84 abbiamo detto la vittoria è arrivata, la sconfitta scusate, è arrivata ai rigori, invece per il Rosta il gol è stato siglato da Bardini. Non c'è solo lui, c'è una rosa comunque di qualità, di livello. Cosa invece può servire allo Sporting Rosta per essere qualcosa di più di una neopromossa quest'anno in Serie B? Beh, i cambi ci sono stati rispetto al roster dello scorso anno, sono stati anche tanti, ma è chiaro, quando ottieni una promozione e sei costretto quindi a cambiare categoria, hai bisogno di linfa nuova, di giocatori che conoscano quella categoria. Però c'è anche da dire che in questa squadra possiamo trovare anche dei giocatori molto giovani, quindi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato poco fa proprio sulla linea giovane, e quindi tra questi spunta proprio un ragazzo, Luca Ortalda, il giocatore che giocava all'Asti, nell'Under 21 dell'Asti, società di Serie A1, quindi giocatore di grandissimo prospetto. Ci sono anche comunque, Daniele, altri giocatori arrivati quest'anno che potranno permettere a questa squadra, chi lo sa, magari combattere per la salvezza, che rimane l'obiettivo di base, e poi chi lo sa, quel che viene sarà ben accetto. Il fischietto dell'arbitro si fa sentire, quindi andiamo subito magari anche a dare un occhio alle squadre che scenderanno in campo, ai quintetti titolari, diciamo così. Per l'Ospedaletti vediamo in campo Pompea Servo, poi c'è anche Simone Torre, il portiere è Andrea Buselli, lo vediamo pronto fra i pali. E poi il quintetto titolare, che vedete inquadrato in maglia bianco-arancione, con calzoni bianchi e calzettoni arancioni bandati di bianco. Attaccherà dalla destra alla sinistra del vostro teleschermo ed è ultimata da Fabio Ausenda. Mentre dall'altra parte lo Sporting Rosta giocherà con le casacche blu, i calzoni blu scuro e i calzettoni dello stesso colore, e vediamo chiaramente il portiere che è Cristian Zimmari, poi c'è Marco Bardini, appunto l'autore del gol partita di questa mattina, poi Massimo Polimeni, lo vediamo qui pronto sulla destra, mentre c'è il fischio d'inizio. Poi il quintetto titolare che si sta schierando in questo momento si va a ultimare con Nicolò Canavese, che va proprio in questo momento a recuperare palla, e infine Nicolò Orlandi. E questo è il quintetto titolare che si schiera.
Il match è iniziato ora, ricordiamo che per il regolamento di questo torneo saranno 25 i minuti non effettivi dei due tempi di gioco regolamentari che si giocheranno sia in una che in un'altra partita. E entriamo subito in cronaca con la palla che viene orchestrata sulla linea mediana, poi prova la verticalizzazione in profondità. Gianluca Corradi non ci arriva. E subito un Sporting Grosta che si chiude e vuole bloccare le iniziative degli avversari. Adesso l'Ospedaletti sta piano piano provando ad imbastire delle azioni offensive, proprio come in questo caso. Però Daniele, viene fermato il gioco dal direttore di gara. Il pallone infatti aveva valicato la linea laterale del campo e quindi si riparte con lo Sporting Grosta. Parte lo Sporting Grosta, prova a girarsi e a concludere subito col sinistro Bardini. La sua conclusione non ha fortuna, si spegne dal fondo, può ripartire allora l'Ospedaletti. Sarà interessante capire il ruolo di Bardini, il pivot di questa squadra, giocatore molto fisico, dotato di grandissime leve che potrebbero essere utilizzate a proprio vantaggio, a vantaggio della propria squadra. Qua attenzione, perde malamente il pallone Simone Torre, poi è fortunato perché sulla ripartenza il pallone varca la linea, non è riuscito a controllarla al meglio Canavese e quindi si ripartirà ancora una volta da una rimessa laterale per l'Ospedaletti. Situazione bloccata comunque, Daniele, fino a questo momento, ancora nulla di fatto, le due squadre si stanno studiando quando sono ormai passati 2 minuti, come hai ricordato bene tu. Saranno appunto 25 minuti di gioco effettivi, o meglio non effettivi, cioè 25 minuti di gioco come capita in Serie C1, e questo è stato fatto proprio per andare incontro alle società di C1 iscritte a questo torneo. Intanto lo Sporting Grosta prova a trovare spazio, ancora Canavese allarga sulla destra per Polimeni, poi riceve il passaggio di ritorno, la conclusione si ferma lì e poi si assicura che entri Marco Bardini a un passo e c'è il vantaggio dello Sporting Grosta. C'è stata questa conclusione dalla sinistra, il tiro violentissimo, il portiere forse si è fatto trovare un po' troppo impreparato, c'era comunque Bardini subito lì pronto ad insaccare. In realtà non abbiamo capito se abbia toccato il pallone, sicuramente ha toccato il palo, infatti si tocca il ginocchio destro il giocatore dello Sporting Grosta, che comunque come al solito si fa trovare sempre nella posizione perfetta. Adesso sportivamente chiede scusa per il suo intervento duro ai danni di Serva, mentre riparte il gioco con l'Ospedaletto che dunque ora è costretto a rincorrere. Il vantaggio dello Sporting Grosta che recupera in questo momento il pallone, poi Canavese lo perde, il rimpallo gli è favorevole, la palla finisce in fallo laterale in favore proprio dello Sporting Grosta. Ha iniziato bene lo Sporting Grosta, ha trovato un gol se vogliamo in parte fortunato, però in parte è nato proprio dall'iniziativa. E sì, lo Sporting Grosta, l'abbiamo detto subito, era partito molto coperto, lasciando l'iniziativa agli avversari, poi però nella prima conclusione, la prima occasione nella quale ha potuto affacciarsi in avanti, non ha perdonato. Buona la combinazione, però è attento Canavese e ora con calma si guarda intorno per cercare un compagno libero, una soluzione ideale. Qua arretra a prendere il pallone Bardini, poi riceve il passaggio di ritorno Canavese, prova la conclusione in diagonale, si allarga per scagliare il suo destro che però finisce alto sopra la traversa. E dagli esterni che arrivano i maggiori problemi per l'Ospedaletti, come in questo caso con gli affondi di Canavese. Si erano alternati in questa circostanza Bardini, che aveva giocato da ultimo difensivo in questa occasione, era andato invece in avanti a sostituirlo Polimeni. Perde palla però, attenzione, in maniera sciocca, e c'è il pareggio dell'Ospedaletti. Bravissimo Gianluca Corradi a rubare palla sull'errore di Polimeni, che chiede scusa ai compagni insomma per la leggerezza con il quale ha controllato il pallone. Fatto sta che arriva il pareggio, 4:30 sul cronometro, 1-1 fra Sporting Grosta e Ospedaletti. Una leggera ingenuità in questo caso di Massimo Polimeni, che però ovviamente ha chiesto regolarmente scusa a tutti i compagni. Ne ha approfittato l'Ospedaletti, che quindi non è una formazione assolutamente che data alla resa, e infatti nonostante il gol subito è comunque subito rientrata in partita. 1-1, una gara che quindi è equilibrata, magari di più rispetto a quello che qualcuno poteva attendersi alla vigilia.
ci prova ora l'Ospedaletti, il lancio lungo viene respinto di testa, ora prova a orchestrare la manovra da zero. Orlandi si affida al compagno canavese che allarga sulla sinistra per Polimeni, riceve, poi ancora il pallone fa fatica a essere amministrato con calma sul pressing dell'Ospedaletti, prova ad avanzare lo Sporting Rosta, perde il pallone in questo momento, lo recupera Corradi, poi l'errore in aggancio permette un fallo laterale in favore dello Sporting Rosta. Ancora Canavese cerca un compagno, nessuno taglia in mezzo, poi alla fine vede Bardini, non lo serve però, prova ad avanzare con il pallone, guadagna terreno lui, poi si allarga sulla sinistra, il diagonale, prova a bloccarlo per concludere all'ultimo. Polimeni sotto porta, non è fortunato, c'è il ritorno ottimo di Corradi che disimpegna in calcio d'angolo. Corner allora per lo Sporting Rosta, il pallone messo fuori al volo, la conclusione bella di Canavese ancora, finora molto propositivo. Molto propositivo Canavese, uno dei giocatori più importanti di questa squadra che potrebbe fare la differenza e vuole farla anche in questa occasione, anche se siamo solamente in una partita di precampionato, con una conclusione dalla distanza in questo caso che comunque mantiene viva l'assetto, mantiene viva la presenza offensiva della propria squadra. Già la terza a livello personale che prova il numero 8 dello Sporting Rosta, che ora va in zona un po' più offensiva, ricevere il pallone sulla sinistra, poi torna indietro dal compagno Caccese, ancora Orlandi, rischia di perdere il pallone, poi si affida proprio a Canavese, ancora Caccese prova col tacco a servire Canavese, il diagonale attraverso lo specchio della porta, passando fra le gambe di difensore e portiere, non è fortunato però ancora una volta il giocatore dello Sporting Rosta, palla in rimessa al fondo. In questo caso si aspettava una deviazione di qualche compagno, un taglio magari di un proprio compagno, in questo caso non c'è stato, c'è stato però un ottimo cross basso, infatti un po' deluso forse in questo caso Canavese che si aspettava proprio l'inserimento di un compagno di squadra. Tanto ancora si riparte con una rimessa laterale da posizione molto arretrata per lo Sporting Rosta, avanza con il pallone Orlandi, poi torna indietro da Caccese proprio per Canavese, ancora Caccese, fanno girare il pallone i giocatori del Rosta cercando un varco, prova a buttarsi in mezzo, ancora Caccese, la conclusione di sinistro, alta sopra la traversa, controlla a vista l'estremo difensore Buselli. Intelligente in questo caso Caccese, l'ex Bra, giocatore molto esperto che sicuramente si rivelerà, potrebbe rivelarsi fondamentale e decisivo ai fini del campionato di Serie B della sua squadra. È stato bravissimo in quell'occasione a trovare una combinazione e poi un destro che però è finito alto. Canavese ancora a fare da boa, poi prova la conclusione Murata, allora c'è ancora la controrisposta di Orlandi, ancora una volta Murata, resta lo Sporting Rosta in posizione d'attacco, ancora Orlandi serve Caccese in zona tiro, prova a scagliare il sinistro, lo ferma, serva. Un piccolo fortino quello dell'Ospedaletti, Daniele, si stanno chiudendo davvero bene, una difesa quasi come un vero e proprio riccio e ora fa difficoltà comunque a superarla lo Sporting Rosta, che ora si affida a queste conclusioni da lontano che però fino a questo momento, Daniele, sono risultate abbastanza sterili. E allora ancora Canavese a cercare di far avanzare la manovra, a cercare qualche spazio, finge di buttarsi almeno nello spazio Polimeni, poi rischia di perdere il pallone Caccese, è fortunato perché troppo irruento serve, la palla finisce in rimessa laterale comoda per lo Sporting Rosta e come dici te giustamente l'Ospedaletti arretra subito per coprire gli spazi. Non devono addormentarsi in questo caso però i difensori dello Sporting Rosta, proprio come nell'occasione che aveva permesso all'Ospedaletti di pareggiare, non devono addormentarsi con queste palle perse che poi possono rivelarsi fondamentali. A colloquio con Failla Canavese, poi riceve il passaggio e la conclusione di destro di prima intenzione, stavolta passa, è 2-1 Sporting. Che bella giocata in questo caso, l'asse Canavese-Polimeni ha funzionato alla perfezione. Questi sono gli schemi che devono utilizzare i ragazzi della squadra piemontese, proprio questi, perché funzionano perfettamente e questa ne è stata la dimostrazione. E allora di nuovo sotto di un gol l'Ospedaletti sulla rete di Canavese che finalmente trova la realizzazione personale dopo numerosi tentativi di diverso tipo e ora prova ancora una volta lo Sporting Rosta a cercare un varco, è nettamente in controllo della partita, il suggerimento in mezzo di Polimeni però non viene premiato, si complica la vita l'Ospedaletti rimettendo il pallone in gioco troppo in fretta e alla fine la palla risulta essere una palla persa, addirittura rimessa dal fondo per lo Sporting. Possiamo notare come in ogni torneo del precampionato che si rispetti, ovviamente i due tecnici preferiscono girare i propri giocatori, preferiscono cambiare le carte in tavola per testare più situazioni tattiche possibili.
E questa è una situazione tattica molto ma molto interessante. Ottima la triangolazione lunghissima fra Caccese, Canavese e Polimeni. Non ha portato al gol, ma la conclusione è stata comunque molto pericolosa. E ora ripartono i bianco-arancioni. Stavolta lo fanno cercando spazio sulla linea mediana. Subito Ausenda prova la verticalizzazione, non ci arriva nessuno, tantomeno Luca Bianco. Quindi ancora la palla per lo Sporting Rosta. Stanno facendo molta difficoltà i liguri ad imbastire delle azioni offensive. Le uniche che sono riuscite a portare a termine sono state sono nate da dei palloni rubati e quindi da delle ripartenze, ma delle azioni con palla giocata e azioni costruite da dietro non ce ne sono state fino a questo momento. Attenzione, ora l'Ospedaletti prova a farsi pericolosa in qualche modo, poi il rimpallo è favorevole, riparte lo Sporting Rosta, la conclusione al volo subito di Polimeni sul suggerimento alto di Gerbo, non è fortunata, ancora out. Qua perde poi scioccamente il pallone in fase di costruzione l'Ospedaletti. Polimeni ha un tiro molto velenoso, un tiro che può far male, lo sanno i compagni che continuano a cercarlo. E ancora la palla per Canavese che ora va addirittura a fare la boa alto. Poi Gerbo si propone, scambia con Polimeni, ancora Gerbo, retra Caccese per recuperare il pallone. Poi Polimeni sul pressing, scarica indietro, ancora lo Sporting Rosta in possesso palla, cerca di proseguire l'offensiva guadagnando almeno dei metri che possano essere utili alla squadra. Qua il velo di Gerbo, poi viene servito sulla profondità, Gerbo finta la diagonale, poi tenta il cross in mezzo, scarica dietro a Polimeni e ancora una volta il diagonale è out. Intelligente in questo caso Gerbo, è riuscito a tenere il pallone, a portare via due difensori, a servire poi Polimeni, il cui tiro però non è stato così preciso. Ci prova ora l'Ospedaletti, il colpo di testa è piuttosto molle di Corradi, facile la presa per l'estremo difensore Zimmari. Ancora lo Sporting Rosta ora, scambio ottimo per cercare di guadagnare spazio, poi la palla persa dallo Sporting Rosta e allora avanza subito l'Ospedaletti. Qua l'errore in fase di aggancio di Tramontana. Peccato, una buona occasione persa ancora una volta dall'Ospedaletti per raggiungere il pareggio. Manca sempre qualcosa sotto porta però ai ragazzi in maglia orange, sbagliano sempre un tocco o due finali e quelli poi si rivelano fondamentali però. Polimeni, la finta, rientro sul sinistro, ancora una volta di poco fuori, sta aggiustando la mira però. Il tiro è caldo, ce l'ha, questa soluzione di tiro molto potente, molto angolata. In questo caso manca ancora un po' la precisione, ma che giocatore, un giocatore che sarà fondamentale per lo Sporting Rosta. E vediamo ancora l'Ospedaletti in avanti, prova a cercare spazio ora sulla rimessa laterale. La conclusione va alta di Luca Bianco, vedremo se sarà utile. Continuano i valzer in panchina, giocatori che entrano, giocatori che escono, soprattutto in una partita di precampionato come questa. È fondamentale provare più giocatori possibili per capire le condizioni di ogni pedina e soprattutto per aumentare l'amalgama della squadra. Ancora il Rosta in avanti, attenzione, prova a liberarsi sulla sinistra, poi addirittura esce a valanga subito Buselli. Vedremo ancora lo Sporting Rosta in possesso palla. Avanti lo Sporting Rosta cerca spazio ancora orchestrando la manovra con attenzione. Poi la verticalizzazione improvvisa fa una sorta di velo. Orlandi non è efficace né quello né una deviazione che non arriva, rimessa dal fondo per l'Ospedaletti. Se ci fosse stata la deviazione sotto porta il risultato sarebbe stato molto probabilmente il gol, ma in questo caso è arrivato forse con qualche secondo di ritardo Orlandi. Il pallone comunque era abbastanza preciso, ma non è funzionato qualcosa proprio sul filo del secondo. In effetti però sta funzionando abbastanza bene, sta creando numerose occasioni. Il cambio di ritmo che lo Sporting Rosta riesce a dare alle sue manovre, spesso e volentieri le verticalizzazioni si dimostrano essere pericolose o portare al gol, come in occasione del primo vantaggio di Bardini. Può essere questa una mossa utile non solo oggi contro l'Ospedaletti, se provata e riprovata. Ci sono tante soluzioni che possono essere utili in questa squadra perché ci sono tanti giocatori di altissima caratura tecnica e soprattutto di grande esperienza, proprio come Caccese, che in questo caso però ha sbagliato l'appoggio per il compagno. Però piano piano stiamo vedendo anche in questa partita tantissime soluzioni tattiche.
Ancora l'Ospedaletti prova a cercare spazio, poi la palla è persa sulla verticalizzazione. Allora Caccese con calma, con Orlandi, duetta. Poi la verticalizzazione per Lianti. Lianti riserve sulla corsa Orlandi. La palla viene calciata senza troppi fronzoli in rimessa laterale, mentre ora si chiariscono per un contatto Lianti e il direttore di gara. Lianti che è uno dei nuovi arrivati in Bassa Valle, lui che lo scorso anno giocava nel campionato di Serie C1 nel top 5, quindi anche per lui è un salto di categoria, ma insieme a lui ci sono tantissimi altri giocatori alla loro prima esperienza in Serie B, per esempio Gerbo che lo scorso anno giocava nel Rosta, sì, ma nella squadra di calcio 11, quindi per lui si cambia anche sport. Sì, si cambia sostanzialmente disciplina, se vogliamo vederla così, però chissà se c'è stato questo cambio, ci sarà magari anche un motivo a livello tecnico-tattico o soltanto di voglia del giocatore. In ogni caso potrebbe essere una soluzione anche diversa da proporre nei confronti delle altre squadre. Ma Rosta ha dimostrato negli ultimi anni di fungere da polo non solo per il calcio 5 ma anche per il calcio 11, e queste due discipline hanno collaborato e stanno collaborando ancora, quindi un polo importante, diciamo una sorta di quello che sta accadendo ad Asti, dove il calcio 5 e il calcio 11 collaborano, anzi ad Asti il calcio 5 è più importante, diciamo, del calcio 11, e Rosta vuole seguirne l'esempio. E diciamo che lo sta facendo bene, perché se i risultati di Asti sono sotto gli occhi di tutti, questa promozione per lo Sporting Rosta è sicuramente un attestato di fiducia di questo lavoro. Intanto l'Ospedaletti sta alzando decisamente il ritmo e il pressing, conquista ancora il pallone, la formazione arancia-bianca, poi lo riperde e ancora una volta fa fatica Orlandi a uscire con la palla al piede. Lianti finta la conclusione, poi però si incespica sul pallone, sul doppio pressing, decide di scaricare indietro, predica calma là dietro Canavese, poi ancora la palla stavolta è per Costa. Ancora Canavese e Polianti scambiano il pallone, i due, poi viene messo giù Canavese piuttosto duramente, è arrivato in ritardo ma va a scusarsi sportivamente Ausenda. Come un vero giocoliere si è spostato il pallone sul destro, si è andato a conquistare questo fallo importantissimo, perché ora lo Sporting Rosta potrà beneficiare di una punizione molto molto interessante. Canavese, ricordiamo, giocatore che e da Rosta da tantissime stagioni, lui era presente anche nel Rosta Torino, quel Rosta Torino che era in Serie B. Ricordiamo che negli anni passati le squadre Rosta erano due, il Rosta Torino e lo Sporting Rosta. Intanto vediamo se potrà uscire qualcosa di buono da questa conclusione, mentre il cronometro segna i 17 minuti e mezzo di gioco in questo primo tempo di questa finale, terzo o quarto posto del quarto torneo AMMP qui al Palazzetto dello Sport di Durento. Ricordiamo il parziale di gara vede lo Sporting Rosta in vantaggio di 2-1 nei confronti dell'Ospedaletto, e vediamo se può incrementare il vantaggio da questo calcio di punizione. La rincorsa, la conclusione è potente e anche precisa di Costa, però c'è la respinta dell'estremo difensore Buselli. Iniziano ad essere numerose però le occasioni dello Sporting Rosta non sfruttate dai giocatori con la maglietta blu. Il vantaggio è solo di un gol, ma poteva essere ampiamente maggiore. Non sono state sfruttate tante azioni come in questo caso. L'ennesimo tiro, l'ennesima conclusione, l'ennesima paura per il portiere avversario, ma alla fine il risultato è sempre solo 2-1. Sì, che sa che poi più in là nella partita lo Sporting Rosta rischi di non pentirsi di tutte queste occasioni succulente sprecate. Intanto è l'Ospedaletti ora a provare a costruire qualcosa. La palla viene riballata in fallo laterale e ancora l'Ospedaletti ne potrà usufruire per costruire la manovra. La palla portata avanti, palla al piede. Non riescono a trovare dei varchi in attacco i giocatori con la maglia orange. Non ci sono soluzioni, non ci sono neanche troppe idee, sintomo che il Rosta si sta chiudendo in modo perfetto anche in zona difensiva, non solo in quella offensiva. E ancora allora ci prova il Rosta a cercare spazio. Orlandi, la verticalizzazione però è lunga, non ci arriva nessuno, e allora Ospedaletti subito con Tramontana, riceve poi il pallone Ausenda cerca un compagno libero, deve cambiare versante di gioco, poi riceve ancora una volta il pallone, non c'è spazio come dicevi tu per l'Ospedaletti, si è costretti a ripartire da dietro. Allora Ausenda lanciato lungo, troppo lungo, fallo laterale per lo Sporting Rosta. Questa era un'idea interessante, ha preferito una soluzione con il tacco per smarcare il proprio compagno sulla zona sinistra del campo. Il passaggio però non è stato perfetto e quindi
altro nulla di fatto per l'Ospedaletti. Squadra, Daniele, molto giovane, e questo si sta vedendo in campo. I ragazzi necessitano ancora di un po' di esperienza e la differenza tra le due squadre si sta vedendo. Forse anche un po' di rodaggio, visto che non dobbiamo dimenticare che siamo nella fase proprio iniziale del precampionato, mentre c'è la conclusione di Lianti da distanza siderale, che però impegna Buselli, bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Giovane e molto promettente il portiere dell'Ospedaletti Buselli, classe 96, il sanremese, con delle doti pazzesche, lo possiamo notare anche dalle nostre immagini, più alto della porta praticamente, e questo per un portiere non può che aiutarti. Ovviamente serve anche tanta coordinazione, ma questo sembra il caso. Un portiere molto promettente e può coccolarselo il tecnico ligure. Tra l'altro made in Ospedaletti, perché lui è proprio di lì del paesino in provincia di Imperia. Chissà che non possa nascere un sodalizio anche a livello sentimentale, come ne vediamo nascere tanti nello sport. Intanto ancora lo Sporting Rosta, la verticalizzazione in qualche modo arriva dalle parti di Costa, che però poi fatica ad addomesticare il pallone e rientra bene Ferrandini, conquistando anche la rimessa dal fondo. Riparte allora l'Ospedaletti, lo fa con Stassi, torna indietro Stassi, cerca allora lo spazio Ferrandini prova il dribbling, cerca un compagno, lo trova ora in Rossi, la conclusione dalla distanza, resta lì per Ausenda, che in qualche modo riesce a siglare il pareggio, e come dicevi tu, forse adesso lo Sporting si un po' mangia le mani per tutte quelle occasioni sprecate. L'Ospedaletti ha concluso 2 tiri fino a questo momento e sono arrivati 2 gol. Gli avversari hanno fatto la partita, hanno creato le azioni offensive degne di nota, però alla fine il risultato è quello. Il calcio è terribile sotto questo punto di vista, puoi creare tanto, puoi essere sempre pericoloso, però alla fine se non la metti dentro basta un niente e ti trovi ancorato sul 2-2. Adesso magari per il Rosta inizia anche a esserci una paura, un fattore psicologico che bisogna considerare, non bisogna sottovalutare. Allora vediamo se riuscirà a superarlo così. Costa con questa conclusione bloccata ottimamente da Buselli, che fa ripartire rapidamente la manovra. Prova ad andarsene Stassi con un gioco, però perde il pallone. Allora ancora Costa, serve Polimeni, e poi il suo diagonale è di poco fuori. Incredibile errore per lo Sporting Rosta, che ancora una volta fallisce un tentativo su una ripartenza. Era un'occasione che non poteva essere sbagliata anche in questo caso. Ottimo è stato Gerbo a servire Massimo Polimeni, e ancora una volta però la precisione sotto porta non è stata impeccabile, e quindi altro nulla di fatto. Allora braccia incrociate, sguardo truce per Failla, mentre ancora il suo Sporting Rosta prova a cercare spazio, non lo trova, riparte da Canavese. Polimeni allora con calma sul pressing, scambia proprio col numero 8, poi Canavese, ci sono le urla intanto che arrivano un po' da ogni dove di indicazioni per le due squadre, mentre se la prende comoda lo Sporting Rosta. Non ha chiaramente fretta di accelerare il ritmo se non trova gli spazi giusti per inserirsi fra le maglie bianco-arancioni. Ancora prova a cercare qualcosa di utile, ma scambia solo corto Costa con Bandini. Poi ancora la palla a Polimeni, ancora Costa, è tornato grosso modo il quintetto di partenza. Canavese sul pressing alto di Stassi prova a conquistare il pallone, rischia di farcela ancora Canavese, si complica un po' la vita, poi però viene fermato Stassi per un calcio di punizione. Ora l'Ospedaletti sta aumentando il pressing perché giustamente ci crede. Alla fine ha visto che gli avversari stanno sbagliando tanto e qualche azione la concedono. L'Ospedaletti Sornione aspetta e poi nel momento giusto punisce. Ha punito 2 volte, ma per ora bastano per rimanere ancorati sul 2-2. Tanto ci prova proprio a cercare lo spazio per pulire Melini. Viene fermato ora dal fischio arbitrale, che va a spiegare proprio il suo fischio, che è un calcio di punizione in favore della formazione di Imperia, quando siamo intorno al ormai 24esimo minuto di gioco, quindi sgoccioli di primo tempo. Qui sarebbe un colpaccio per l'Ospedaletti chiudere il primo tempo in vantaggio, Eugenio. Sarebbe un colpaccio, ma direi anche un colpaccio all'opposto, quindi in senso negativo per lo Sporting Rosta, perché hanno sempre dominato i ragazzi di Failla, però alla fine sono fermi sul 2-2. Hanno creato tantissime occasioni, Daniele. La conclusione di Ausenda viene rimpallata dalla barriera, e allora si riparte con lo Sporting Rosta in possesso palla. Canavese, Polimeni, spalla alla porta, ancora Canavese, verticale per Bardini, Canavese, Costa, Canavese, la conclusione, ancora Buselli con i piedi,
Ospedaletti poi sbaglia in fase di costruzione, Polimeni, attenzione, un 3 contro 1, Canavese, e poi rischia il fattaccio in fase di ripiego Rossi, la palla resta viva e poi fallo laterale per lo Sporting Rossa, ancora un'occasione sprecata dallo Sporting Rossa, questa davvero brutta. Perfetti in fase di costruzione e poi in fase però finale manca sempre qualcosa. Adesso però e c'è il vantaggio dello Sporting Rossa, il terzo, stavolta il gol è di Costa che riesce a rubare il tempo agli avversari e poi incrociare ottimamente col destro sul palo lontano. Quando siamo praticamente al 25esimo scoccato in questo momento, c'è il vantaggio dello Sporting Rossa con la rosa. è stata fatta giustizia perché ora lo Sporting Rossa ha messo nuovamente la faccia avanti, 3-2. E gol che è arrivato proprio nel momento in cui Failla ha cambiato assetto tattico della squadra, ha inserito di nuovo Bardini come pivot, giocatore che tiene la palla e che fa salire la squadra. Anche nell'occasione del gol il copione è stato quello, Bardini in avanti ha tenuto il pallone, ha permesso ai compagni di avanzare e ai quali ha sottratto i difensori, e quindi alla fine è arrivato il gol che permette al Sporting Rossa di essere avanti 3-2. 3-2 quindi al riposo dopo i primi 25 minuti di gara. Lo Sporting Rossa che è sempre passato in vantaggio e lo Spedaletti che finora è sempre riuscito a rispondere, tranne in occasione di questo gol arrivato praticamente allo scadere. Abbiamo racchettato una partita un po' speculare, un po' in maniera con due squadre che hanno interpretato la partita in maniera diversa, però insomma vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo, Eugenio. Vedremo cosa ci riserverà. Fino a questo momento direi che il risultato è giusto, nel senso che lo Sporting Rossa è meritatamente davanti, però con quanta fatica, nel senso che gli avversari sono stati praticamente inesistenti da un punto di vista offensivo, però alla fine sono riusciti a sfruttare le uniche due azioni che hanno avuto a disposizione. Pausa per loro, pausa per noi, ci ritroviamo per il secondo tempo di Sporting Rossa Ospedaletti. Eccoci qui per il secondo tempo dal palazzetto dello sport di Durento per questa finale, terzo quarto posto fra Sporting Rossa e Ospedaletti del quarto torneo AMMP. Siamo qui dalla parziale di gara, ripartiamo di 3-2 in favore dello Sporting Rossa che, come abbiamo detto, ha dominato per la prima parte di gara. C'è sempre stata una risposta però poi a livello di punteggio almeno dell'Ospedaletti. Siamo pronti quasi per il secondo tempo. Che cosa ti aspetti da questo secondo tempo, Eugenio? Mi aspetto sicuramente uno Sporting Rossa più cattivo sotto porta, uno Sporting Rossa che riesca a concretizzare maggiormente quello che è riuscito a creare, soprattutto in virtù di quello che abbiamo visto nel primo tempo, cioè tante occasioni ma alla fine pochi gol, solo 3, e sono pochissimi per quello che i ragazzi in tenuta blu sono riusciti a costruire. Chiaramente l'Ospedaletti sembra un avversario abbastanza nullo, nel senso che comunque è vero, si è difeso molto bene, però alla fine deve ringraziare gli errori degli avversari anche per i gol che è riuscito a concretizzare, perché il primo è nato da una dormita di Polimeni e il secondo da una ripartenza, quindi insomma molto attivo l'Ospedaletti, però credo che le maggiori colpe sia per i gol subiti e sia per i gol non fatti soprattutto siano poi dello Sporting Rossa, che adesso deve dimostrarsi più cattivo sotto porta. E si riparte per il secondo tempo di questa finalina fra Sporting Rossa e Ospedaletti. Ricordiamo che l'Ospedaletti attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi e viceversa fa lo Sporting Rossa in casacca blu. Ancora la palla viene amministrata da Rossi, che cerca appoggio in dietro, poi la palla ceduta serva, lui che ha appena compiuto gli anni, l'11 settembre. Riparte ancora però lo Sporting Rossa. Quale errore però, Rossi recupera il pallone su un contrasto, poi rimpalla è favorevole e c'è il pareggio ancora una volta dell'Ospedaletti. Bravissimo in questa azione Rossi. Ancora una volta però l'errore dello Sporting Rossa, in questo caso Caccese ha perso palla sulla zona sinistra, ha innescato una ripartenza degli avversari, altro gol. Deve cambiare qualcosa però Failla, la squadra di Failla, perché troppi errori. È vero, l'Ospedaletti è bravissimo, ogni occasione che gli si presenta viene sfruttata a dovere. E per ora non ha mai concesso un vantaggio superiore al gol allo Sporting Rossa, che in questo momento prova a reggere, poi recupera il pallone serva, lo riperde, però lotta per conquistarlo, commette fallo secondo il direttore di gara. Subisce fallo in questo caso nella zona mediana del campo Polimeni, uno dei più attivi nel primo tempo, però anche uno dei maggiori
indiziati per quanti palloni ha sprecato sotto porta, tantissime occasioni, ma alla fine i gol della sua squadra sono solamente 3 e lui ha il dovere di rivelarsi più decisivo negli ultimi metri, anche perché è un giocatore, come ha dimostrato anche nel primo tempo, è stato coazione. Attenzione, l'Ospedaletti rischia di passare in vantaggio qua ancora una volta, tutto parte da un errore stavolta di La Rosa in fase di costruzione, che ha praticamente ciccato il pallone che stava cercando di appoggiare a Polimeni, regalando la sfera agli avversari. Comunque dicevo prima, Daniele, di Polimeni, un giocatore fondamentale e del quale avrà assolutamente bisogno Failla in questo secondo tempo e anche nel proseguio del campionato. Eccolo qua Polimeni che recupera il pallone a ridosso della linea laterale, poi lo perde però sul pressing duro di Torre, che poi conquista un calcio di punizione per un intervento insomma poco gentile, se vogliamo vederla così, di La Rosa. Viene rimesso in gioco il pallone. Nonostante ci troviamo ancora nella fase di precampionato, comunque i ritmi sono alti, la voglia di vincere c'è sempre e quindi anche la voglia di fare sportellate. Vediamo ora ancora lo Sporting Rosta in fase di costruzione, poi Serva cerca di allargare la manovra, qua l'intervento poi di La Rosa regala un fallo laterale all'Ospedaletti, prova a buttarsi allora nella mischia, proprio Serva a duettare con Corradi, ancora Serva, la conclusione, la disinnesca ottimamente Costa e allora riparte lo Sporting Rosta. Ancora La Rosa prova a servire Polimeni, non ce la fa, Rossi il contropiede, ancora Rossi allarga per Serva, la conclusione di Serva rimpallata dalla Rosa, si chiude, inizia a chiudersi bene anche rapidamente lo Sporting Rosta. Deve per forza. Ancora in avanti lo Sporting Rosta sulla ripartenza, stavolta la conclusione di Polimeni non è fortunata, larga, c'è stato anche un intervento alla disperata, se vogliamo, di Serva per cercare di impedirgli il tiro, nulla da fare. Stanno iniziando ad essere più concentrati in difesa i ragazzi di Failla, ma così non poteva che essere, perché dopo 3 gol che subisci, tutti nati da disattenzioni difensive, è logico ed è normale che una squadra inizi a essere più concentrata. Ancora lo Sporting Rosta allora a cercare un varco, Caccese prova a farsi vedere, viene invece Serviso Bardini, poi prova il tacco per Lianti, nulla da fare, la palla è troppo lunga, allora l'Ospedaletti col pressing però altissimo dello Sporting Rosta, perché la palla si ritrova praticamente a ridosso della linea di fondo, guadagna poi la rimessa dal fondo con astuzia l'Ospedaletti, la palla ancora data in avanti, attenzione Bianco, poi troppo lungo il suo controllo. Polimeni, siamo già dall'altra parte, Polimeni prova a liberarsi per il tiro, viene sgambettato, c'è fallo, vediamo cosa decide l'arbitro. Non riusciamo a capire se ha decretato no, è solo calcio di punizione. Secondo l'arbitro l'intervento è avvenuto fuori dall'area di rigore, quindi ci sarà il calcio di punizione che ora l'Ospedaletti dovrà insomma intuire, capire per cercare di disinnescarlo. Il fallo era iniziato fuori dall'area, anche se poi è terminato all'interno, però giusta la chiamata. Bardini, la bomba viene rimpallata coraggiosamente da Torre. Nulla da fare allora, non trova il gol neanche da questa occasione lo Sporting Rosta, che ora prova a ripartire. Caccese, Polimeni, ancora Caccese prova a servire Lianti, riceve il passaggio di ritorno. Polimeni prova a liberarsi, c'è però l'intervento di Bianco che recupera il pallone, Serva poi allarga male. È nuovamente uscito Bardini e quindi Failla rinuncia a un pivot fermo per optare per giocatori di maggior movimento che ti possono creare soprattutto ti possono dare più velocità nel creare l'azione offensiva e quindi maggiore pericolosità. Allora ancora Canavese, Caccese di tacco, poi Canavesi ancora sul suggerimento di Polimeni, duetta con Caccese, ora Lianti, infatti senza Bardini si scambiano i giocatori dello Sporting Rosta a fare da momentanea boa là davanti a cercare la profondità, anche se ora si cercano più gli esterni. Canavese fa girare il pallone, poi attenzione, troppo leggero Caccese, la conclusione in diagonale di Bianco che conquista ancora un pallone utile, nulla da fare, è bravo nell'intervento, Costa un po' meno nel rilancio. Ancora un'ingenuità però in questo caso di Caccese, è la seconda volta che si addormenta e che perde un pallone. Ancora in avanti l'Ospedaletti, poi sbaglia però il controllo Corradi, quindi con calma lo Sporting Rossa decide di ripartire Lianti.
Caccese chiama a sé Lianti, duettano i due, Niccolò Canavese larga per Polimeni, forse questa è la soluzione senza Berdini in campo, cercare le fasce. Lianti va a recuperare un pallone, all'ultimo lo riesce a tenere in campo. Polimeni aveva pensato di trovare il giocatore, poi perde palla clamorosamente, allora ancora corre di 2 contro 1, la palla servita larga e c'è il vantaggio, il primo della partita dell'Ospedaletti, ancora una volta in contropiede, ancora una volta come un serpente si srotola facilmente e Bianco sigla il 4-3. Gol che ancora una volta è nato da un pallone perso nella zona mediana del campo, in questo caso da parte di Polimeni, e l'Ospedaletti come un vero condor ne ha approfittato ancora una volta. Prima volta in vantaggio per la formazione ligure, 4-3. E a costo di essere ripetitivi, un po' questo è il leitmotiv dell'incontro. L'Ospedaletti sa di spiegarsi bene. Ora prova lo Sporting Rosta a reagire a questo vantaggio della formazione di Imperia. La girata di Canavese ancora una volta, è ottimo l'intervento di Basta. Calcio d'angolo allora per lo Sporting Rosta, la palla servita fuori dall'area per la conclusione di Caccese che è fuori bersaglio. Adesso sembra un po' di nervosismo fra le file dello Sporting Rosta. Un po' di nervosismo, si affidano quindi a queste conclusioni dalla distanza che però non fanno che non permettono che in realtà stanno solamente aiutando gli avversari, perché i minuti passano e grossi pericoli per l'estremo difensore ligure al momento non sono ancora arrivati. Sicuramente un tempo più tranquillo per Basta, mentre ancora l'Ospedaletti in avanti, poi il cross che decide di farlo alto sul rimbalzo Ferrandini per Bianco non è dei migliori, il colpo di testa del numero 13 è alto, però ancora pericoli per lo Sporting Rosta. Poteva essere sfruttato meglio questo 2 contro 1, c'era solamente Canavese in fase difensiva, però era un'azione molto difficile, il pallone era alto, era difficilmente giocabile. E allora ancora lo Sporting Rosta che comunque mantiene in mano il pallone del gioco, pur iniziando a subire un po' di più il gioco dell'Ospedaletti, che in questo momento si sta rivelando efficace, perché ricordiamo è passato in vantaggio l'Ospedaletti per 4-3. Ora la conclusione di Canavese viene rimpallata senza troppe remore da Ferrandini. La palla a rimorchio per Polimeni dal tacco di Lianti. Ancora una volta la difesa dell'Ospedaletti che ora sta facendo davvero una buona guardia. Perfetto, sembra al momento un vero fortino quello ligure, difficile da espugnare e anche questo tiro, scusa Daniele, di Canavese nella dimostrazione, solo tiri dalla distanza. Solo tiri dalla distanza, solo praticamente intuizioni personali, mentre ora l'Ospedaletti prova ad andare in avanti, si chiude a riccio la difesa dello Sporting Rosta, poi la palla per Corradi, l'aggancio non è dei migliori, alla fine con comodo può Costa abbrancare il pallone e far ripartire la manovra con Polimeni sulla sinistra, cerca spazio per il suo diagonale, il sinistro che viene però fermato ancora una volta. Calcio d'angolo allora per lo Sporting Rosta. Ritmi alti in questo momento, le due squadre si sono allungate e l'Ospedaletti sta piano piano prendendo sempre più coraggio, anche perché il tabellone lì a dimostrarlo. 4-3, un gol di vantaggio e siamo poco meno che a metà di questo secondo tempo. È cambiato poco, praticamente solo nell'atteggiamento di Failla, che è rimasto lì a braccia conserte a dare un occhio alla sua squadra e a capire cosa va e cosa non va nel suo Sporting Rosta, anche ora che per la prima volta nell'incontro si trova costretta a inseguire l'Ospedaletti. Vediamo ancora Bianco, l'iniziativa, il passaggio lungo per Serva, è troppo lungo, non riesce ad agganciarlo il numero 10 della formazione Ligure. Allora Sporting Rosta, Canavese, praticamente non sta cambiando molto il quintetto della squadra dello Sporting Rosta. C'è stato adesso l'innesto di Orlandi che non era partito dalla ripresa. Ora il tecnico dello Sporting Rosta si sta affidando soprattutto a Caccese come ultimo, una soluzione che sta dando molte garanzie, anche se però i suoi errori, bisogna dirlo, in fase di disimpegno sono state delle leggerezze che per ora stanno costando carissimo alla propria squadra. Vediamo Caccese se saprà riabilitarsi agli occhi anche del suo tecnico. Cerca un varco per servire Canavese, è altissimo il pressing dell'Ospedaletti, prova a superarlo con questa triangolazione lo Sporting Rosta, poi Canavese salva la palla dalla uscita dal campo, non ce la fa, fallo laterale in favore dell'Ospedaletti, perché è proprio Niccolò Canavese l'ultimo a toccare. Sembra esserci anche meno grinta in fase offensiva
per la squadra piemontese. L'Ospedaletti piano piano sta aumentando il proprio baricentro e sta acquistando anche più coraggio. Se all'inizio si era dedicata soprattutto a una difesa quasi passiva, ora il baricentro sta aumentando, ora la voglia di affacciarsi nella metacampo avversario è sempre più importante. Sai che non sia un'ottima lettura di Franco Basta dalla panchina, lui che poi ha passato praticamente tutto il primo tempo a prendere appunti sulla sua tavoletta, chiaramente appunti che probabilmente saranno utili ora come per il resto della stagione, sia sui suoi giocatori che sugli avversari. Ancora una volta l'Ospedaletti prova l'azione personale, il tiro che scheggia il palo di Ferrandini, mette ancora paura allo Sporting Rosta. In questo caso ha perso l'uomo Caccese, però è stato bravissimo Ferrandini a girarsi, è riuscito a superare un giocatore di grandissima esperienza come Caccese. Tiro di poco a lato, ma altro spavento per lo Sporting. Prova a rispondere dall'altra parte lo Sporting Rosta, ma con un tiro meno preciso e soprattutto deviato in calcio d'angolo. Vedremo se si può rendere pericoloso così. Polimeni stoppa il pallone di petto, la Domestica lo mette giù, poi lo consegna a Caccese che glielo ridà. Ancora perso il terreno guadagnato dallo Sporting Rosta, che fa fatica a uscire. Come dicevi te, il baricentro alto dell'Ospedaletti costringe a perdere terreno lo Sporting Rosta e non funzionano neanche più tanto le verticalizzazioni improvvise del primo tempo. Qua la palla ancora una volta disinnescata in rimessa laterale dall'ottima difesa attenta di Pompeo Serva. Ora c'è sempre più difficoltà anche a giocare con la palla bassa, che era stata la caratteristica dei ragazzi di Failla nella prima frazione. Ora invece si sta affidando a questi lanci lunghi, anche perché non ci sono altre soluzioni. Ancora in avanti, prova ad andare da solo la Rosa, viene messo giù. Vedremo cosa decide l'arbitro. Forse ancora una volta il fallo era iniziato fuori dall'area, quindi ci sarà il calcio di punizione, il terzo fallo che viene commesso dall'Ospedaletti. Vedremo se stavolta lo Sporting Rossa riuscirà a gestire meglio, a sfruttare meglio il calcio piazzato. Dovrebbe essere Polimeni l'uomo incaricato a battere questa punizione. Va a colloquio con la Rosa, vedremo quali soluzioni stanno pensando i due. Prima a concludere era andato Bardini di potenza, ora potrebbe esserci sì potenza ma un po' più di precisione da parte di Polimeni. Diamo invece di servito converso, è uno schema che va a servire addirittura Orlandi, che sembrava lì in area a fare densità, invece la sua è la conclusione murata dall'Ospedaletti. Ancora Orlandi, allora riparte lo Sporting Rosta che ha guadagnato una rimessa laterale nella propria metà campo. La palla fatica ora a passare fra le maglie dell'Ospedaletti. La Rosa per Orlandi che perde il pallone, è fortunato perché il rimpallo è troppo lungo per Ferrandini da predare. Ancora Sporting Rosta allora. La palla affidata a Canavese. Polimeni sulla destra, Canavese riceve il passaggio di ritorno alla triangolazione, con il sinistro prova a metterla in mezzo. Non c'era nessuno, ma è calcio d'angolo non sfruttato ancora una volta. L'Ospedaletti sta facendo davvero una buona guardia, lasciando ancora il pallino del gioco allo Sporting Rosta. Un po' troppa frenesia in questo caso. L'angolo poteva essere battuto con più intelligenza e con più calma, invece Canavese forse si è fatto prendere un po' troppo dalla voglia di andare immediatamente al gol. Ha servito di prima il proprio compagno, che però non era ancora in posizione ottimale. Pronto l'anticipo della difesa orange, che con calma ora fa girare il pallone, lo fa circolare per cercare un varco. Qua il controllo perlomeno strano di Ferrandini. Alla fine il rimpallo è favorevole, c'è una rimessa laterale da buona posizione. Vedremo come la sfrutterà la formazione orange. Ancora la palla a Serva, poi la verticalizzazione è sbagliata, recupera però il pallone lottando Ferrandini, è un 2 contro 2. Attenzione, poi Ferrandini sbaglia l'appoggio, che poteva poi essere un gol comodo per Stassi. Si arrabbia con se stesso il numero 8 dell'Ospedaletti. È stato lui il colpevole in questa occasione, perché il compagno sulla sinistra era libero e invece il passaggio non è stato perfetto. È chiaro che era una situazione da sfruttare meglio questa, anche perché un gol poteva e potrebbe chiudere la contesa, ma manca ancora tanto, Daniele. 10 minuti più eventuale recupero, vedremo se lo potrà sfruttare ora lo Sporting Rosta. Prova a mettere in mezzo la Rosa, è provvidenziale a portiere battuto l'intervento proprio all'ultimo di disimpegno di Tramontana, che salva tutto. Ancora l'Ospedaletti prova poi ad accelerare improvvisamente, a fare insomma qualcosa di buono dalle sue ripartenze che hanno già regalato tanti gol.
time out ora chiamato dal tecnico dello Sporting Grosta Failla, forse necessario. Non sembra troppo soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto in questo secondo tempo, perché nel primo, nonostante i tanti errori sotto porta, in realtà il gioco dei piemontesi è stato di altissimo livello. Sono state create tante occasioni, tante soluzioni, anche tattiche differenti. In questo secondo tempo invece la benzina sembra essere un po' finita, più che altro sembrano esserci molte meno idee, e dall'altra parte l'Ospedaletti invece ha reagito ottimamente in questa ripresa. E a proposito di reazioni, ora che l'Ospedaletti si trova in vantaggio da ormai un quarto d'ora, latita la risposta, scusate, da 10 minuti latita un po' la risposta della formazione di Rosta, che non riesce invece a ingranare una marcia superiore per trovare almeno quel pareggio che trascinerebbe poi la gara chissà ai rigori o comunque in un'altra fase. Chiaramente la partita di oggi è importante non solo per il risultato, che quello non guasta mai, perché vincere fa sempre bene, che sia precampionato, che sia campionato, che sia coppa. Vincere è sempre importante, ma credo che per i due tecnici sia ancora più importante capire e verificare le condizioni dei propri giocatori, capire la vera amalgama della squadra per oliare gli ingranaggi. E sì, nel primo tempo gli ingranaggi funzionavano bene, in questa ripresa quelli del Rosta sembrano un po' più come dire, un po' arrugginiti rispetto al primo tempo, ovviamente. Eppure non sono cambiati più di tanto gli interpreti, anche perché abbiamo visto piuttosto spesso in campo Canavese, La Rosa e Polimeni. Chissà, intanto ha ripreso il gioco con l'Ospedaletti in possesso palla, il tacco intelligente di Serva che va a servire lungo e comodo la palla a Torre, che però poi si divora la possibilità di concludere rete. Ci riprova poi Serva sulla ribattuta ancora una volta piuttosto scarsa dello Sporting Grosta in entrambe le occasioni. È bravissimo Costa a disinnescare il pericolo. Ancora lo Sporting Grosta, ora Polimeni appoggia dietro a Canavese. La conclusione addirittura di Canavese che prova a far girare il pallone col destro. Palla out battezzata con gli occhi da Alessandro Basta. Bellissima conclusione questa di Canavese, forse ha chiesto un po' troppo ai suoi piedi, però se fosse entrata davvero sarebbe stata una conclusione, un gol splendido. Fulmina c'è il sereno, ora Orlandi viene messo giù. Secondo l'arbitro c'è fallo, si lamenta della decisione dell'arbitro Torre. E intanto è il quarto fallo per quanto riguarda l'Ospedaletti, che ora con poco più di 7 minuti da giocare rischia. Sì, perché ricordiamo che dopo il quinto fallo la squadra che ha commesso appunto 5 falli, ad ogni fallo commesso dovrà subire un calcio di rigore. Un tiro libero, intanto c'è il pareggio dello Sporting Grossa, 19 sul cronometro di questo secondo tempo, e Canavese a iscriversi nuovamente alla tabellina dei marcatori da questa situazione di calcio piazzato. Era stato l'uomo più attivo nel primo tempo, l'uomo che poteva dare la svolta alla propria squadra, e così è stato. In questa occasione è andato a battere questo calcio di punizione, si è preso lui l'incombenza ed è riuscito a centrare il bersaglio grosso che ora permette ai suoi di pareggiare i conti. Pedaletti ora poi sbaglia in fase di ripartenza, il pallone di Ausenda è lungo per Stassi che non riesce ad agganciarlo. Per la prima volta lo Sporting Grossa sfrutta bene un calcio di punizione, una situazione di calcio piazzato, stavolta senza ricorrere a degli schemi, ma puramente con la potenza e la precisione dei piedi di Niccolò Canavese. Ancora Polimeni intanto nel cerchio di centrocampo, serve Canavese, la girata rischia ancora di trovare il gol. C'è il palo sulla sua strada che gli dice di no stavolta. Allora poi Alessandro Basta rimette il pallone in gioco, troppo lungo, non riesce ad addomesticarlo Torre. Però non puoi permettere a un giocatore come Canavese di girarsi in totale libertà come in questo caso. Ha avuto tutto il tempo necessario per far esplodere il proprio tiro che ha scheggiato il palo. Qua sbaglia ancora una volta Polimeni e sbaglia per fortuna per loro anche Ausenda. Ancora Polimeni, allora sul contropiede non riesce a capitalizzare, però il suo tiro è largo, chiude troppo il destro. È da fare un monumento però a Canavese, perfetto in fase offensiva, è andato a siglare il gol del pareggio e poi qua ha guadagnato un pallone splendido che era riuscito poi a regalare a Polimeni, che però ha sbagliato, ha peccato di troppa poca mira.
È cambiato qualcosa dal time out di Sebastiano Failla, forse a livello mentale ha spezzato un po' il ritmo all'Ospedaletti, forse non so, si sarà fatto sentire come lui sa che può fare. Però fatto sta che lo Sporting Rosta è tornato in campo sempre con l'iniziativa in mano, ma anche con un po' un altro piglio che ha portato anche al vantaggio. Ancora l'Ospedaletti, ancora in possesso di palla. La triangolazione è un po' difficile però da portare a termine fra Torre e Ferrandini. Poi per fortuna dell'Ospedaletti la palla viene sprecata allo Sporting Rosta. È stato cercato in questo caso la Rosa, pallone però fuori misura, la Rosa era troppo avanti e quindi nulla di fatto. Ancora Ospedaletti in possesso palla che può ragionare e può provare a imbastire un'azione offensiva, ma non è facile perché il pressing, come in questa circostanza, degli avversari è altissimo. 46 sul cronometro, anzi quasi 47, e siamo sempre sul punteggio di parità 4-4. Ricordiamo che in caso di pareggio Eugenio si procederà con i calci di rigore per insomma decidere chi si potrà fregiare il terzo posto in questo torneo. Non ce n'era bisogno, se Torre fosse riuscito a concludere in maniera potente verso la porta e precisa, glielo impedisce Polimeni, frapponendosi fra la palla e la porta. Ancora ci prova l'Ospedaletti, stavolta direttamente dalla rimessa laterale, e Torre a calciare fuori. Ora le due squadre ci devono provare a viso aperto, senza troppe logiche, senza troppe parole, anche perché in caso di parità si andrà ai rigori e ovviamente, come sappiamo, la lotteria dei calci di rigore è davvero un qualcosa che può renderti felice e un secondo dopo invece farti piangere, quindi entrambe vorrebbero evitarsele. Ancora l'Ospedaletti in avanti, sì, chiaro che soprattutto magari lo Sporting, che questa pressione, questa tensione l'ha già vissuta nel corso della semifinale di stamattina contro l'L84, rigori tra l'altro da cui chiaramente, essendo qua, è uscita sconfitta proprio dal dischetto. Intanto avanza ancora con il pallone Canavese prova a cercare Lianti, la sua conclusione è deviata all'ultimo da Ferrandini che si immola. Siamo negli ultimi 2 minuti di gioco, Daniele, o adesso o mai più. Ancora in avanti lo Sporting Rossa, perde poi il pallone, lo recupera Melini. Secondo l'arbitro non c'è fallo, lamentava invece un contatto scorretto di Lianti, il giocatore ligure. Ancora in avanti, poi lo Sporting Rossa viene messo giù, quinto fallo per l'Ospedaletti. Da adesso in poi si rischia. Si rischia sì, ma di minuti da giocare ce ne sono ancora pochissimi. Corradi prova ad andarsene lui da solo, poi la palla gli viene restituita ed è un gol facile, Acosta battuto. Qua ha fatto fatica a rientrare lo Sporting Rosta, ha colpito ancora una volta in ripartenza l'Ospedaletti. Bravissimo Gianluca Corradi. E questa potrebbe essere la beffa davvero, quando siamo entrati negli ultimi 60 secondi di gioco arriva il gol dell'Ospedaletti che mette la testa avanti e ora non vuole più toglierla. Davvero personalità da parte di Corradi, che da solo recupera il pallone e poi duetta largo per andare a siglare il gol del vantaggio. Potrebbe ancora una volta essere lui protagonista. Tanto c'è il time out chiamato dalla panchina dell'Ospedaletti, manca pochissimo anzi al fischio finale. Vedremo quanto poi l'arbitro a sua discrezione considererà lecito dare del recupero, però insomma manca davvero poco. Il rush finale, cosa faresti tu al posto di Sebastiano Failla? Ora si gioca con il cronometro, questo è l'obiettivo del tecnico dell'Ospedaletti Basta, che ha chiamato giustamente prontamente un time out, e dall'altra parte Failla è lì che sta guardando il tabellone, ma ormai siamo in pieno recupero. Dovremmo capire quanto il direttore di gara concederà di extra time, però le occasioni, ora diventa tutto difficile per lo Sporting Rosta. Ha sprecato troppo nel primo tempo e ora, quando davvero siamo negli ultimi secondi di questa gara, andare a segnare e a scardinare
la difesa dell'Ospedaletti, che verosimilmente si chiuderà, si trincererà dietro la palla, sarà davvero difficile. È tutto per tutto allora in questi ultimi istanti per questo bronzo ideale di questo quarto torneo MMP qui a Drento. Lotta allora con maggior fervore ancora Canavese, mentre viene segnalato un minuto di recupero in questo ultimo tempo. Vedremo allora fino a quale istante si giocherà. Per ora il nostro cronometro segna 51 complessivi e intanto c'è il tiro libero, come detto, per il sesto fallo ai danni di Canavese, che va a incaricarsi di battere proprio lo stesso numero 8 dello Sporting Rosta. Se segna saranno calci di rigore. La conclusione però è out. Basta, aveva provato a guadagnare più spazio possibile. Out allora, 5-4, resta così il punteggio a favore dell'Ospedaletti, che ora, se riuscirà a mantenere il risultato fino al fischio finale, potrà fregiarsi almeno di questo terzo posto. E sembra un segno del destino, ha sbagliato questo calcio di rigore, poteva essere l'ultima occasione per pareggiare i conti e per riaprire questa gara, permettendo ai suoi di andare a giocarsi tutto per tutto alla lotteria, ma invece l'errore di Canavese può costar caro. Ancora Canavese ci prova da distanza francamente siderale, mentre intanto Siparetto, divertente, chiede scusa a Melini per il suo disimpegno, che ha quasi colpito il pubblico qui che è accorso per questa finale terzo e quarto posto. Ancora Canavese, si incarica lui, prende con personalità per mano la squadra, poi perde però il pallone. Ancora allora Maurizio Melini cede il pallone largo a Corradi, viene messo giù, resiste al pressing, secondo l'arbitro non c'è più tempo, finisce così, vince l'Ospedaletti, terzo posto in questo quarto torneo AMBP. Non c'è niente da dire, ha sempre ragione il vincitore, Eugenio. Ha sempre ragione il vincitore. L'Ospedaletti ha disputato una gara perfetta, è riuscito a chiudersi nel primo tempo, a sfruttare le occasioni che gli avversari gli hanno concesso e ad andare a punire gli avversari. Troppi errori in fase offensiva invece da parte dello Sporting Rosta, che quindi non può che accontentarsi di un quarto posto che però lascia dell'amaro in bocca. Dal palazzetto dello sport di Drento è tutto per questa finale terzo e quarto posto. Ospedaletti batte Sporting Rosta per 5-4 e noi ci ritroviamo per la finale.